Arrivano poco dopo mezzogiorno gli amici di Marta sul luogo dell'aggressione. Di fronte al punto in cui la 26enne è stata accoltellata, stendono un lenzuolo bianco con un messaggio di incoraggiamento per l'amica gravissima in ospedale. Forza Marta, siamo con te, la scritta decorata con un cuore rosso. Non li convince la tesi della rapina. Che senso ha aggredire qualcuno che esce di casa per andare a correre portandosi a malapena le chiavi e il telefono? I due giovani sussurrano, dovevano conoscersi per forza. Sul luogo dell'aggressione arriva anche Andrea, 23 anni, che conosce entrambi. Al ragazzo, quando era in prima media, gli ho fatto un paio di volte ripetizioni. Cioè, era un ragazzo tranquillo, sempre solare. E mentre la ragazza aveva fatto ripetizioni a me quando io ero alle superiori. E infatti questa cosa, cioè, che è successa mi ha sconvolto letteralmente. Andrea nel tempo ha poi perso di vista il quindicenne. Un anno fa l'ho beccato in bus cresciuto, stracresciuto, e niente, anche là sempre cioè, sembrava a posto, cioè un ragazzo a posto, quindi non riesco a capire cosa gli sia successo. E mi dispiace un sacco anche per Marta, anche lei è una ragazza perfetta, solare, amichevole, gentile. Attorno a Marta, già studentessa universitaria a Padova, con esperienze in Irlanda e Spagna, si è creato un moto vastissimo di solidarietà che ha superato i confini della Marca e del Veneto. Sui social messaggi di incoraggiamento a tutti i livelli, anche da leader politici nazionali come Matteo Salvini, e l'incitazione a non mollare. Don Paolo Pigozzo, già parroco a Marocco, ora alla Chiesa Votiva a Treviso, amico di famiglia, ha inviato un messaggio di solidarietà ai genitori. Ho mandato sto messaggio ieri sera quando ho sentito la terribile notizia, che siamo tutti sconvolti, insomma, naturalmente, e niente, loro hanno risposto ringraziando e io ho detto appunto che li ricordo nella preghiera